Cos'è esattamente il loop recorder cardiaco e come funziona? Il loop recorder cardiaco è un dispositivo per il monitoraggio prolungato del ritmo cardiaco. Si tratta soltanto di un registratore, quindi a differenza dei pacemaker o dei defibrillatori che possono dare degli impulsi elettrici oppure erogare delle scariche come nel caso del defibrillatore, il dispositivo loop recorder registra soltanto il ritmo cardiaco. Questo dispositivo può registrare sia le aritmie lente, le bradicardie o le bradiaritmie, comprese anche le pause cardiache, sia le aritmie rapide, cioè le tachicardie o le tachiaritmie. La durata della batteria di questo dispositivo è all'incirca tra i 2 anni e mezzo e i 3 anni e mezzo e per questo viene definito come dispositivo di monitoraggio prolungato del ritmo cardiaco. In quali situazioni cliniche viene raccomandato l'uso del loop recorder? Le indicazioni all'impianto del loop recorder sono svariate, vediamo quelle più comuni. Prima di tutto c'è sicuramente la sincope, cioè lo svenimento, soprattutto quando questo avviene senza che ci siano dei prodromi, cioè una fase in cui ci si accorge che si sta per svenire. Ovviamente non tutte le sincopi necessitano dell'impianto di un loop recorder, ma soltanto quelle dove lo specialista sospetta che ci possa essere alla base della sincope un evento bradicardico, cioè del cuore che va troppo lento, incluse delle eventuali pause cardiache, oppure un evento aritmico veloce, cioè dove ci sono delle aritmie molto veloci che possono portare anche allo svenimento. Un'altra delle indicazioni abbastanza comuni è nel caso di pazienti che abbiano avuto un ictus e questo soprattutto nel caso quando c'è il sospetto che l'ictus possa essere stato causato dalla fibrillazione atriale, che è un'aritmia molto comune. La fibrillazione atriale sappiamo che può predisporre a rischio di ictus e quindi deve essere indagata e ricercata in alcune circostanze. Un'ultima indicazione abbastanza comune è quella del cardiopalmo della palpitazione, cioè quando il cuore inizia a battere più veloce e nonostante si siano fatti svariati esami, di solito oltre ECG, spider flash, senza riuscire a trovare l'aritmia perché magari in quel momento quando si aveva addosso il dispositivo non si riuscivano a evidenziare, questa è una delle indicazioni in cui si può utilizzare il loop recorder perché registra in maniera continuativa il ritmo cardiaco. Quali sono i vantaggi del loop recorder rispetto ad altri monitoraggi cardiaci? Uno dei vantaggi principali dell'utilizzo del loop recorder è sicuramente la durata della batteria. Infatti abbiamo detto che la batteria di questi dispositivi dura tra i 2 anni e mezzo e i 3 anni e mezzo e registra in maniera continuativa il ritmo cardiaco. Uno degli svantaggi invece è l'invasività di questo dispositivo. Si tratta di un intervento mini-invasivo con cui viene inserito, viene fatta anestesia locale al di sotto della mammella sinistra, qui in zona sottomammaria sinistra, oppure in zona parasternale sinistra, e con dei divaricatori di plastica viene inserito sottocute. Dunque, anche se si tratta di un intervento mini-invasivo, è comunque sicuramente più invasivo rispetto ai monitoraggi esterni, quale l'Holter ECG, gli Spider Flash, che sono dispositivi che vengono montati e poi rimossi a distanza di un giorno, una settimana, a volte anche un mese, ma la durata di questi dispositivi non invasivi comunque non arriva a quella del loop recorder. Esistono potenziali effetti collaterali o rischi associati all'uso del loop recorder? Di effetti collaterali veri e propri legati all'utilizzo del loop recorder possiamo dire che non ce ne sono. Una delle problematiche che può intervenire soprattutto come complicanza dell'impianto è che quando si va a fare una ferita, anche se si tratta di una ferita di mezzo centimetro, un centimetro, davvero piccolissima, il rischio di infezione c'è sempre. Per fortuna però il rischio di infezione nel caso dell'impianto del loop recorder è davvero molto molto raro. Questi dispositivi ormai sono piccolissimi, sono lunghi 4-5 cm e sono sottilissimi. Come dicevamo, vengono impiantati con una procedura che dura 1 minuto, 2 minuti, poi viene messo il cerotto, al massimo un punto, anche se di solito non si mette neanche un punto di sutura, e sono dispositivi che anche sono compatibili con la risonanza magnetica, che quindi si può eseguire senza nessun problema. Per quanto tempo può rimanere impiantato un loop recorder e come vengono letti e interpretati i dati registrati? Il loop recorder ha una durata della batteria, come dicevamo, tra i 2 anni e mezzo e i 3 anni e mezzo. Di solito per tutta la durata della batteria viene lasciato in situ, viene lasciato al di sotto della cute e non viene rimosso.
Una delle situazioni in cui si rimuove in maniera anticipata il loop recorder è quando successivamente si deve impiantare un pacemaker o un defibrillatore. Questo perché la maggior parte dei pacemaker e dei defibrillatori hanno anche la funzione di registratore come il loop recorder, che dunque viene rimosso perché la sua funzione viene sostituita dall'altro dispositivo. Per quanto riguarda invece la lettura e l'interpretazione dei dati, questa è una domanda molto importante perché esistono due metodiche. Una è quella in clinica, dove con dei programmatori, che sono dei computer appositi, si può interrogare il dispositivo e quindi vederne i dati. L'altra metodica che si può fare a distanza invece è quello dell'utilizzo dei trasmettitori. I trasmettitori sono una specie di modem che inviano i segnali, esistono anche delle applicazioni sul cellulare attualmente, dove il paziente da casa può inviare i dati direttamente in clinica, dove il tecnico e il medico possono vederli. Questo è noto come telemedicina o monitoraggio remoto, è una metodica ormai ben assodata e presente da tempo e ci è stata davvero molto utile durante l'infezione da Covid, dove non potevamo fare le visite in ospedale e ci veniva richiesto la lettura dei dati. Questa cosa ci ha aiutato tantissimo.